E il segretario provinciale della Confl di Agrigento, Manlio Cardella, interviene a seguito delle dimissioni dell'assessore all'ambiente del comune di Agrigento, Mimmo Fontana. Ascoltiamo lo stesso Cardella. Pertanto ad Agrigento si è dimesso l'assessore all'ambiente Mimmo Fontana. Il segretario provinciale Confl, Manlio Cardella. Ma intanto avevamo opportunamente nel corso di queste ultime settimane lamentato un'assenza totale di dialogo dell'assessore Fontana, il quale amava sicuramente sentire solo chi la pensava nella stessa identica maniera. Noi come Confel abbiamo portato avanti problematiche difficili che erano relative al tema dell'occupazione. Non dimentichiamo che non pochi lavoratori operatori ecologici sono stati trasferiti in altri comuni per via del fatto che si diceva, e questo era sostenuto dall'assessore Fontana, che il costo del servizio era esagerato della Tari perché vi era un numero elevato di lavoratori. Ma quando mai si avvia un servizio importante come la raccolta differenziata, dove il porta a porta dovrebbe fare la differenza, e allora ci si disfa invece di un numero di lavoratori che sarebbe potuto tornare utile invece ad una migliore efficacia e efficienza di questo servizio. Detto questo, facendo difetto il dialogo, ovviamente, riteniamo che le dimissioni dell'assessore Fontana siano del tutto salutari nell'interesse del Comune. Auspichiamo soprattutto che il nuovo assessore Amel apra immediatamente una linea di dialogo intanto con il sindacato, perché comunque in ogni caso il Comune è gestore, è affidatario del servizio e ha l'obbligo di controllare la regolarità della gestione del servizio, ma soprattutto dell'applicazione dei contratti di lavoro nell'interesse dei lavoratori che vi operano. Quindi auspichiamo da qui a breve un prossimo incontro. Del resto ci resta anche di misurarci con il Comune di Agrigento sull'auspicata richiesta di istituire la consulta comunale dei servizi di pubblica utilità. Acqua, rifiuti e trasporti sono tre note dolens della città di Agrigento che meritano di essere approfondite.